Sono Andrea Rapacini e sono presidente di Make a Change e uno dei fondatori di questa associazione che è nata nel 2009 per promuovere il business sociale in Italia. Il business sociale è nient'altro che un gruppo di aziende che hanno un obiettivo sociale o di miglioramento sociale e ambientale e lo raggiungono attraverso modelli competitivi sul mercato, quindi vendendo prodotti e servizi sul mercato. E approcciano alla beneficenza, al supporto soltanto in una fase iniziale, ma sono sostenibili attraverso un modello di business. Domus de Luna l'ho conosciuta formalmente attraverso un progetto che ha sviluppato nella prima edizione del nostro concorso Più bel lavoro del mondo, che è un concorso che facciamo annualmente per promuovere le migliori idee di impresa sociale in Italia, e ha vinto, nel senso che Domus de Luna ha vinto e ha vinto con il progetto della Locanda dei buoni e cattivi, quindi noi abbiamo contribuito a finanziare questo progetto ed è stato il primo progetto di impresa sociale italiana nel 2010, se non sbaglio. Il fatto che le imprese sociali possano essere più flessibili in qualche modo, mediamente sono più piccole rispetto alle grandi multinazionali profit, consentono in qualche modo di avere anche dei break-even, se vuoi, la copertura dei costi più semplice, no? In qualche forma, e quindi è più semplice rimanere sul mercato. Ma in generale credo che ci sia una verità di fondo che è un po' più ampia rispetto al confronto fra impresa sociale e multinazionale, e che probabilmente quello che è in crisi è una forma di economia che quindi alla fine vede magari nell'impresa sociale un modello alternativo e in alcuni casi anche più sostenibile dal punto di vista economico. Ho intrapreso la strada del social business perché non mi bastava più il business. Effettivamente è così, nel senso che poi a un certo punto credo che gli aspetti valoriali anche nel business diventano fondamentali, e questo riguarda non solo il social business, ma credo che riguardi sempre di più il mainstream, il business principale, il profit se vogliamo, e quindi comincia a essere importante per tutte le aziende, sia se siano imprese sociali che siano imprese profit, la reputazione, il fatto di avere una responsabilità nei confronti di tutti gli interessi che girano intorno a un'azienda, i famosi stakeholder, quindi tutte le persone, i soggetti che contribuiscono al valore di un'azienda. Allora, un'azienda anche profit, che si sente responsabile nei confronti degli interessi che ruotano intorno al suo business, è un'azienda più sostenibile nel lungo periodo e dà qualcosa di più rispetto a un business e un'azienda che ha invece un orientamento molto più di breve.